via un sodalizio foggiano dedito al furto di escavatori in Veneto, refurtiva per centinaia di migliaia di euro, 4 arresti, 7 misure cautelari, recuperate 14 macchine da lavoro. Il video shock del tremendo incidente nella notte a Montebelluna, dove un 19enne si è schiantato a tutta velocità contro la recinzione di un'abitazione. Il ragazzo è in prognosi riservata. Rissa all'uscita di una discoteca di Salzano tra trentenni stranieri, importunano una minorenne, lo zio della ragazza reagisce, spuntano dei coltelli, aggredito anche un carabiniere. Fornitori di sostanze dopanti per appassionati di bodybuilding, in manette un 60enne padovano, la polizia scopre anche il suo magazzino in città. Ci sarà una delega specifica per i giovani, la terrò io. A Focus TG Alberto Stefani parla della giunta e avvisa i futuri assessori, niente beghe politiche, il governatore questa sera ospita il Ring. La classifica della qualità della vita nelle province italiane stilata dal Sole 24 Ore, 3 venete nella top 10, dove Padova rientra dopo 30 anni, il balzo più eclatante è quello di Treviso. Bergamo, Cacciari, Orsoni e Costa, la Fenice ignorate le regole dei grandi teatri e ora il conto lo paga a Venezia, si faccia una nuova nomina all'appello. È ripartita la rubrica dedicata alle attività realizzate da voi telespettatori. Inviateci via WhatsApp il video del vostro presepe, ogni sera manderemo in onda le vostre creazioni. Buonasera, ben ritrovati. Dunque lo avete sentito, questi i titoli, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera, che riguarda la politica. Giunta Stefani, una squadra composta da sindaci, secondo voi è giusto? Se volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio come di consueto nel corso della nostra trasmissione Ring. E dunque la cronaca, ora sgominato dalla polizia un sodalizio foggiano dedito al furto di escavatori in Veneto, refurtiva per centinaia di migliaia di euro. Operazione Eni gratis, 12 denunciati, 4 arresti, 7 custodie cautelari. L'indagine condotta tra il Veneto e la Puglia era stata avviata nei mesi scorsi dalla Polizia Stradale di Vicenza. Recuperati 14 escavatori rubati per un valore stimato in centinaia di migliaia di euro. Grazie a una vasta operazione è stata smantellata un'organizzazione composta da pregiudicati italiani, prevalentemente originari del Foggiano, specializzati nel furto e nella ricettazione di mezzi d'opera. Il sodalizio, ben radicato in Veneto, operava prevalentemente nel Vicentino e nel Trevigiano e agiva con estrema cautela e professionalità. Ogni colpo veniva studiato nei minimi particolari. I furti poi si consumavano in tempi rapidissimi. Le ruspe venivano sottratte, bonificate da eventuali sistemi di tracciamento, corredate di documentazione contraffatta, nascoste all'interno di auto articolati ed infine collocate in aree considerate protette, da dove poi venivano esportate all'estero. Ed ora andiamo nel Trevigiano, tremendo schianto nella notte a Montebelluna, un 19enne di origine indiana alla guida di una Peugeot è finito a tutta velocità contro la recinzione di un'abitazione in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso, è lì trasportato nella notte. Sono le 23:39 in via Bongiovanni 1 a Montebelluna, quando la Peugeot 107, guidata da un 19enne di origine indiana della zona, si schianta contro il muretto di recinzione della casa abitata dalla famiglia Capovilla. Nessun segno di frenata sull'asfalto, una velocità certamente elevata e un impatto impressionante che avrebbe potuto essere ancora peggiore se non ci fosse stato il prato ad attutire il rimbalzo dell'auto. È stato un botto fortissimo e sembrava un tuono. Alberto stava studiando al computer nella sua stanza, la cui finestra dà proprio sull'ingresso della casa. È stato improvviso, ero preoccupato, sono sceso e ho visto la macchina nel giardino. Hai visto anche il ragazzo dentro? Sì, era cosciente, era disteso, però ovviamente non ho fatto nulla. Ho chiamato carabinieri, pompieri, tutto, e ci hanno arrangiati loro, hanno fatto tutto. È venuto l'elicottero per sì, il ragazzo? Ha atterrato al campo sportivo qua giù e poi l'hanno portato. Immediati soccorsi con carabinieri, vigili del fuoco e SUAM 118 che sono immediatamente intervenuti. Il giovane, trasportato in elicottero al Cafoncello, resta in prognosi riservata. Il botto ha richiamato anche tutti i vicini di casa. Stavo leggendo il giornale e ho sentito un botto,
ho aperto il balcone e ho visto il disastro. Sono andato di là e ho visto che era appoggiato nel fianco destro. E ho chiamato così un po'. Dopo un po' si è raddrizzato e ho visto che aveva sangue che usciva dalla bocca. Basta. Dopo arrivai i soccorsi. Passavi e vedevi la macchina in 1000 pezzi e sì, e niente. Una cosa molto forte dal vivo e niente, speriamo che stia bene l'autista. Non è la prima volta che su quel tratto accadono incidenti. In passato ci sono state 3 vittime proprio sullo stesso punto. Arrivi dalla 20, che è un rettilineo in discesa, e magari sei anche un po' distratto con i cellulari e tutto, quindi è molto rischioso, sì. Qua corro forte comunque, sempre come pazzi. Meno male che aveva l'airbag, se no restava secco. Gli altri non li avevano, sono morti tutti e 3. E questo va a arrivare, l'airbag è esploso, sia uno che l'altro, meno male, se no stava secco. E alla fine l'unico pensiero resta per il ragazzo ferito, gravissimo, al Cafoncello. È ancora vivo? Com'è? È vivo. È ancora vivo, ma in prognosi molto riservata. Bene se si salva. L'elenco del MIT sugli autovelox è definito, ma la certezza giuridica ancora no. Tra norme incompiute e dispositivi accesi resta aperta la questione dell'effettiva validità delle sanzioni. Nel frattempo il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, afferma bene il censimento autovelox, ma serve una norma chiara. Gli autovelox sono strumenti di sicurezza, non per fare cassa. I proventi delle multe sono vincolati alla sicurezza stradale. Autovelox buoni, autovelox illegittimi. Cosa sta accadendo? Allora, il fatto nuovo è la pubblicazione nel sito del Ministero delle Infrastrutture dell'elenco degli autovelox attivi. Dal 30 di novembre questo è un requisito di legittimità, cioè se la sanzione può essere considerata legittima solo se rilevata da apparecchi che sono inseriti in questo elenco. 439 autovelox in Veneto, 55 quelli ufficialmente censiti nella marca nell'elenco del Ministero delle Infrastrutture, tra postazioni fisse e dispositivi mobili distribuiti in 34 comuni. L'elenco chiude il censimento avviato, ma non fa ancora chiarezza dopo la lunga battaglia legale sulla distinzione tra approvazione e omologazione delle apparecchiature, nodo da cui dipende la validità delle multe. La pubblicazione dell'elenco è un fatto importante perché rende trasparenti gli apparecchi dove sono installati. Non risolve ancora tutte le questioni formali, soprattutto la questione ormai che va avanti da 2 anni dell'autorizzazione e omologazione degli apparecchi, che vede ancora un conflitto di interpretazione fra il Ministero e la Cassazione. Quindi ancora ci sono possibilità di ricorso delle sanzioni, andrebbe chiarito una volta per tutte a tutela soprattutto dei cittadini ma anche dell'amministrazione. Le postazioni sono ora ufficiali ma non ancora definitivamente autorizzate a emettere sanzioni senza rischi di ricorsi. Basterebbe approvare una legge, ribadisce Rapicavoli. L'unico modo molto semplice è quello di un intervento normativo che chiarisca quale procedura è necessaria e sufficiente perché l'apparecchio sia legittimo. Il territorio più sorvegliato della marca è il capoluogo, dove i rilevatori non sono mai stati spenti, con 4 dispositivi attivi. Quelli in tangenziale seguono Mogliano e l'Unione Marca Occidentale con 3 dispositivi ciascuno. Una cosa è certa, gli autovelox, se correttamente utilizzati, sono uno strumento fondamentale per ridurre la velocità e aumentare la sicurezza sulle strade. Sicuramente, se installati nelle posizioni su strada dove c'è un maggiore tasso di incidentalità, dove l'alta velocità viene rilevata come una delle cause di incidentalità o addirittura di mortalità. No, dobbiamo chiarire una cosa, cioè, bisogna certamente evitare gli abusi se abusi ci sono stati, ma sfatare il mito che questi apparecchi servono solo a fare cassa. Ed ora nel veneziano, rissa con coltelli all'Hollywood di Salzano, arrestato un 30enne e ferito un carabiniere. Una serata di divertimento è stata trasformata in una notte di violenza dove sono spuntati coltelli, è stata sequestrata della cocaina e un carabiniere è rimasto ferito. È accaduto nello scorso fine settimana all'Hollywood di Salzano.
quando 3 cittadini nordafricani sui 30 anni, dei quali 2 residenti a Marghera e il terzo nel Trevigiano, hanno importunato insistentemente una minorenne, ma in discoteca era presente anche lo zio della ragazzina, un uomo di etnia Sinti e residente nel Trevigiano, che alle pesanti molestie ha risposto estraendo il coltello e dando il via alla colluttazione. La rissa dall'interno del locale si è poi spostata all'esterno, dove è stato colpito anche un addetto alla sicurezza, finito a terra mentre tentava di separarli e ferito sulle scale dove sono rimaste le chiazze di sangue. La colluttazione è proseguita nel parcheggio, dove sarebbero spuntati altri coltelli. L'arrivo di 5 pattuglie dei carabinieri ha evitato il peggio. Alla vista dei militari, i 3 hanno tentato la fuga, ma uno di loro, quello residente nella Marca, è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Con sé aveva della cocaina. Ferito anche un carabiniere, dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Milano. Ed ora Padova, fornitore di sostanze dopanti per appassionati di bodybuilding e manette, un 60enne padovano. La polizia scopre anche il suo magazzino in città. 1500 confezioni di nandrolone, farmaci illegali a base di testosterone e altre sostanze dopanti, un tesoretto che poteva fruttare 300.000 euro nel mercato nero del doping, quello sequestrato dalla squadra mobile di Padova dopo aver bloccato un 60enne appassionato di bodybuilding intento a vendere alcune confezioni ad un bodybuilder impiegato come guardia del corpo. Il 60enne italiano, ma sulla carta residente a Bratislava, era stato visto uscire da un magazzino in via Rismondo, zona Stanga a Padova, e incontrarsi furtivamente con l'acquirente. Nella sua auto, quando i poliziotti sono intervenuti, hanno sequestrato contanti e 6 scatole di farmaci dopanti. Si tratta proprio di farmaci anabolizzanti, addirittura provenienti anche dall'estero, quindi non tracciati, che erano stati ceduti per la somma di 150 euro. Sono assolutamente, ripeto, vietati, e anche per quanto riguarda la tracciabilità arrivano da paesi stranieri, quindi è scattato l'arresto. I poliziotti sono così tornati nel magazzino scoprendo 1500 scatole di farmaci. L'uomo, già arrestato in passato per lo stesso reato, è finito agli arresti domiciliari. Il 60enne era stato denunciato nel 2005 per ricettazione e commercio di farmaci proibiti e condannato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione dal Tribunale di Padova nel 2009. L'acquirente, un padovano di 54 anni, invece era già stato denunciato in passato per truffa, detenzione di stupefacenti e reati contro la persona, destinatario dal 2012 di un avviso orale emesso dal questore di Padova. Aveva ordinato la merce concordando un prezzo di 150 euro per le 6 scatole di farmaci. Si tratta, qua parliamo di salute pubblica, salute delle persone che probabilmente ritengono per così, a livello performante, per aumentare la massa muscolare e quindi anche la prestazione in palestra, assumono farmaci che a tutti gli effetti sono dannosi per la propria salute, dove l'assunzione poi magari prolungata nel tempo può far incorrere anche in patologie gravi e portare anche alla morte. Le indagini della squadra mobile proseguiranno per identificare tutti i destinatari e gli utilizzatori di quei medicinali che non possono essere venduti senza prescrizione medica e che sono in grado di alterare le prestazioni fisiche degli atleti, mettendo però seriamente a rischio la loro salute. Continuiamo con la cronaca. È stata dimessa dall'ospedale di Verona Maria Luisa Ramponi, la donna che insieme ai fratelli Dino e Franco hanno fatto esplodere l'abitazione a Casteldazzano lo scorso 14 ottobre uccidendo 3 carabinieri. La donna è stata trasferita in carcere in attesa di essere interrogata. Il 14 ottobre scorso, nel casolare di Casteldazzano, era stata lei a innescare la miccia che aveva fatto esplodere l'abitazione durante il blitz dei reparti speciali dei carabinieri, uccidendo 3 militari dell'Arma. Nemmeno 2 mesi dopo è stata dimessa dall'ospedale Borgo Trento di Verona Maria Luisa Ramponi, la sorella di Franco e Dino, che si trovano in carcere con l'accusa di strage. La donna, dopo le dimissioni, è stata trasferita nel carcere veronese di Montorio, dove sono già detenuti i 2 fratelli. È accusata di essere stata lei ad accendere la Molotov che ha fatto esplodere la casa satura di gas fatto uscire dalle bombole lasciate aperte. Tra le macerie morirono i carabinieri Valerio Daprà,
Marco Piffari e Davide Bernardello. Altre 26 persone rimasero ferite. Maria Luisa Ramponi venne salvata dai militari dell'Arma, nonostante le ferite gravi e le ustioni estese. Dopo la terapia intensiva e il ricovero al centro ustioni, la donna si è completamente ripresa e non necessita di ulteriori cure. Le sue condizioni dunque consentono la detenzione in carcere, dove potrà essere interrogata dal magistrato che coordina l'indagine. Siamo alla politica, ci sarà una delega specifica per i giovani e la terrò io. E poi un chiaro messaggio ai futuri assessori, niente beghe politiche. A Focus TG Alberto Stefani delinea i prossimi passi per l'attesa giunta regionale, ultimi giorni per la composizione. Una cosa che chiederò agli assessori è quella di non occuparsi di dinamiche politiche partitiche. Chi farà l'assessore farà al 100% l'assessore e si occuperà al 100% della propria area di competenza. Non succederà che assessori si occuperanno di beghe politiche o di cose di questo tipo. Una delle poche cose certe sul fronte giunta al momento è questa. Non sarà forse il decalogo messo nero su bianco per i candidati in campagna elettorale, ma poco ci manca ed è in linea con il percorso delle settimane precedenti al voto. Vietate le beghe politiche per i futuri assessori, si lavora sul proprio ambito e stop. L'altra certezza, ci sarà una delega specifica sui giovani che Stefani ha già deciso di tenere per sé. Per il resto il Toto Giunta continua a impazzare, 5 a Fratelli d'Italia, 4 alla Lega e 1 a Forza Italia, lo schema ormai non si cambia. Per i nomi dei meloniani, da Valeria Mantovana a Dario Bond, interlocuzione a Roma nei prossimi giorni con i vertici, dalla Premier a Donzelli. Sintomo di scarsa autonomia decisionale? Non per il neogovernatore, che assicura: io mi confronterò con le segreterie di partito come ciascun presidente si è sempre confrontato con le segreterie dei vari partiti della coalizione da sempre, e quello che però abbiamo deciso nella trattativa di centrodestra è che il presidente si sarebbe tenuto la possibilità di scegliere tra una rosa di nomi. Credo che sia importante l'indipendenza del Presidente dalle segreterie quanto più possibile per quanto riguarda la scelta degli assessorati. Insomma, l'ultima parola spetterà a lui, anche se significa togliere a Fratelli d'Italia e soprattutto Forza Italia, leggi Flavio Tosi, l'ambito assessorato alla sanità. Stefani sembra quasi confermare il nome che circola da giorni, quello dell'attuale direttore generale dell'ULSS 6 e commissario dell'ULSS 1, Giuseppe Dalben. È un assessorato che si occupa di oltre l'80% del bilancio della regione del Veneto e serve una persona che conosca l'ambiente, che conosca anche quelli che possono essere i risultati delle proprie azioni, che possa prevedere anche quelle che sono delle scelte strategiche. Intanto è arrivato anche nella sezione provinciale della sua Padova il modulo della petizione lanciata dal Carroccio di Brescia che chiede di nominare Luca Zaia referente del partito per il Nord per supportare la creazione di una lega territoriale gemella a quella nazionale. Ipotesi che trova Stefani freddo perché, dice, il partito territoriale c'è già. Noi in Veneto abbiamo un modello statutario, quello della Liga Veneta, che ha già una sua autonomia. Credo che l'autonomia, come sempre, vada conquistata sul campo, con idee e proposte innovative, con delle soluzioni importanti per un territorio come il nostro, che ha una forte vocazione autonomista, una forte vocazione territoriale. E quindi credo che i requisiti ci siano, ovviamente, per strutturare un partito territoriale, ma che delle forme di autonomia ci siano già e quindi vanno utilizzate quelle. Pubblicata l'annuale classifica sulla qualità della vita realizzata dal Sole 24 Ore, tra le province venete nelle migliori 10, Padova dopo 30 anni torna tra le migliori. Trento è la provincia in cui si vive meglio, seguita da Bolzano e Udine. Nessuna provincia veneta sul podio della classifica della 36esima edizione della qualità della vita del Sole 24 Ore. Nella top 10 però ne troviamo 3. Treviso al 6° posto, Verona al 7° e Padova al 9° posto. Questo piazzamento è una vera sorpresa, visto che la provincia di Padova ritorna tra le prime 10 dopo 30 anni di assenza. Mi fa molto piacere, però ogni settimana esce qualche classifica, qualcosa di positivo, qualcosa di negativo, però sostanzialmente penso sia abbastanza vero, in quanto la qualità di vita della provincia di Padova, oltre ad essere bellissima,
è buona. Io spesso volentieri giro per altri motivi e vedo dei luoghi incantevoli, non parliamo sempre di soliti coriugani, piuttosto Abano, piuttosto che il Rodicino, veramente abbiamo luoghi splendidi, per cui la qualità di vita è sicuramente buona. Sono abbastanza, tutti i dati ho visto sono abbastanza positivi. Lo scorso prima non avevo neanche avuto modo di leggere prima, però sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. L'indagine del Sole 24 Ore dal 1990 misura i livelli di benessere nei territori italiani e i risultati presentati per il 2024 vedono trionfare nella top 10 il Nord. Nelle altre posizioni, infatti, troviamo le province di Bologna, Bergamo e Milano. Per quanto riguarda la provincia di Padova, si classifica prima nell'indicatore riguardanti la densità di tutti gli impianti fotovoltaici, mentre il peggior piazzamento è quello nella disuguaglianza del reddito netto, dove si colloca al 105° posto su 107. La provincia di Padova sale negli indicatori ricchezza e consumi di ben 18 posizioni e in quella di affari e lavoro e ambiente e servizi. Scende invece negli indicatori di sicurezza e cultura e tempo libero. È preoccupante perché sono i giovani, 15enni e 16enni, e qua praticamente mancano le famiglie, mancano i patronati, c'è un problema di sicurezza perché i ragazzini, è incomprensibile per me che un ragazzino 15-16 anni, una ragazzina va via col coltello in tasca. È ancora peggio quello dello spazio che è aumentato tra purtroppo i nuovi poveri e non dico i nuovi ricchi, chi è benestante. E questo qua bisogna impegnarsi veramente tanto perché questo gap è fonte di preoccupazione per tutti quanti. Alla Speedline di Santa Maria di Sala si riapre la partita della vendita, una decina le manifestazioni di interesse. Oltre 10 manifestazioni di interesse per Speedline, un marchio, un emblema, un simbolo del Made in Italy, un simbolo di eccellenza. Alla Speedline di Caselle di Santa Maria di Sala si riapre dunque la partita della vendita. Sul tavolo dei commissari straordinari dell'azienda, da un anno in amministrazione straordinaria, arrivate manifestazioni di interesse da parte di potenziali acquirenti. Tra i soggetti interessati compaiono anche alcuni grandi player internazionali del settore delle materie prime con operatori della filiera automotive. Si è lavorato per arrivare ad una soluzione, ora mi auguro che questa soluzione ci sia nell'interesse dei lavoratori innanzitutto, nell'interesse del settore e con la possibilità di rilanciare l'attività. Le manifestazioni di interesse ricevute dimostrano che il mercato valuta concretamente la Speedline come un'opportunità di investimento. Ora finalmente si può guardare con fiducia al rilancio di questa azienda storica nel sistema produttivo italiano. Ora tra i prossimi passaggi, secondo la nota del Ministero delle Imprese del Made in Italy, ci sarà una verifica approfondita su chi ha manifestato interesse che durerà fino al 31 gennaio 2026. Entro il 16 febbraio i soggetti interessati dovranno presentare le loro offerte vincolanti con piano industriale allegato. Nel corso di marzo, infine, è previsto che i commissari, in accordo con il Ministero, selezionino l'acquirente che abbia i requisiti per rilanciare la Speedline, mantenere e possibilmente aumentare l'occupazione e garantire continuità produttiva e di marchio. Bergamo, Cacciari, Orsone e Costa, alla Fenice ignorate le regole dei grandi teatri e ora il conto lo paga Venezia, si faccia una nuova nomina all'appello. Bisognerebbe che qualcuno avesse il coraggio di riconoscere che si sono sbagliate delle procedure e si ricomincia da capo. Così Paolo Costa, ex sindaco di Venezia, è intervenuto con Ugo Bergamo, Massimo Cacciari e Giorgio Orsoni, a loro volta già prima cittadini di Venezia, sulla crisi della Fenice. La soluzione: si riparta da capo, dicono insieme. In una lettera puntano il dito contro la dirigenza del teatro. La nomina di Imperio di Beatrice Venezia, direttore musicale, avrebbe rotto regole consolidate e prassi che tutti i grandi teatri rispettano. Il rapporto tra direttore e orchestra è un rapporto, una specie di matrimonio, no? Bisogna essere d'accordo l'uno con l'altro, non è possibile imporre uno all'altro. Per gli ex primi cittadini è stata ignorata la procedura minima, mettere direttore e orchestra nelle condizioni di lavorare insieme prima di decidere.
Errore che, dicono, ha inevitabilmente scatenato la reazione di orchestra e coro impegnati a difendere l'unica cosa che conta, cioè la qualità artistica. Il modo in cui si è scelta la signora Venezzi, qual è il nostro punto di vista? Che ci pare che l'orchestra e il coro hanno il diritto-dovere di difendersi. Questa crisi nasce da lì, da una forzatura che nessuna copertura politica può sanare, né quella del Consiglio di indirizzo né quella del ministro Giuli, scrivono. E la fiducia tra direttore e orchestra è il fondamento di un teatro. E Paolo Costa, particolarmente legato alla Fenice perché dopo l'incendio del 96 che la distrusse, successivamente si occupò della sua ricostruzione in qualità di commissario delegato. Si appella a evitare prove di forza. Venezia non può permettersi un teatro in guerra con se stesso, conclude. Sempre in un crescendo che mi pare, che ripeto, ha prodotto il risultato che stiamo constatando. Il pericolo che tutto questo venga rovinato per decisioni del tutto, per impuntature adesso a questo punto. La nostra battaglia finirà quando non faremo più tesi sui femminicidi, a dirlo Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin. 34 tesi di laurea che parlano di violenza di genere, femminicidi, è un atto di coraggio. Significa che i giovani vedono la società, vivono in questa società e hanno desiderio di porre fine a questa problematica, anche con il loro contributo, che è importante perché una tesi è, l'asintoto del percorso di laurea, quindi insomma hanno deciso di dedicare la tesi a questo argomento e quindi lo considero molto importante. Io vorrei pensare che effettivamente tutti gli italiani abbiano a cuore la tematica della violenza di genere e si sia arrivati a questo punto proprio perché se ne parla, si sente che è arrivato il momento di fare qualcosa e quindi siamo qui per questo. La nostra battaglia dovrebbe finire quando non faremo più tesi sui femminicidi, questo volevo dire, perché significa che i femminicidi non esistono più, quindi è un punto d'arrivo ed è un auspicio al quale vorremmo arrivare e penso che il contributo di queste tesi possa aiutare tanto in questo percorso. Oggi il biologo Sammy Basso avrebbe compiuto 30 anni, per lui gli amici e la famiglia si sono trovati per una grande festa. È uscito proprio oggi il video della canzone Vivere a 100 che i mercanti di Perla hanno voluto dedicare a Sammy Basso in occasione del suo 30° compleanno in questo 1° dicembre. Attorno a questa data gli amici si sono attivati assieme alla famiglia del biologo di Tezze sul Brenta, scomparso nell'ottobre dello scorso anno, per fare una grande festa in sua memoria. Qui hanno preso parte anche i musicisti della rock band. Noi siamo convinti che l'autore vero di questa canzone sia proprio lui. Lo abbiamo sentito presente in tutte le fasi, in tutte quelle che noi chiamiamo Dio incidenze, che per chi ci crede sa quanto sono rilevanti nella vita di ciascuno di noi. Musica, risate, allegria, insomma proprio una di quelle feste che tanto piacevano a Sammy. E lui è presente con noi, ogni frase che leggiamo, ogni cosa che facciamo, e lui è lì con noi. Di conseguenza è veramente ancora qui e anche i suoi amici lo ricordano in un modo meraviglioso. Tutto il lavoro che ha fatto viene portato avanti ancora, perché tra l'altro vogliamo ricordarlo che proprio nell'occasione di questa festa sono stati raccolti importanti fondi per l'associazione che lui gestiva per la ricerca e la cura della progeria. Colgo l'occasione di ringraziare gli alpini di Santa Croce perché abbiamo fatto una festa nella loro sede, gli abbiamo dato dei soldi per contribuire alle spese e loro ce li hanno girati direttamente per darli all'associazione. Anche questo è un segnale molto importante per far crescere tutto quello che ha fatto Sammy. Un muro è sempre un ostacolo, ma può diventare un'opportunità per salirci sopra e vedere oltre. Presentata oggi a Roma la 109esima edizione della Corsa Rosa che transiterà ancora una volta nel Veneto per 2 tappe, appuntamento sulla salita simbolo delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ovvero Cadelpoggio, il 28 maggio con il finale della 18esima tappa, terza volta consecutiva per il Giro sulle colline UNESCO, e poi il giorno dopo 19esima tappa ancora in Veneto con la Feltre Alleghe di 151 chilometri.
Ed è ripartita la rubrica dedicata a voi e alle natività realizzate da nonni, nipoti, genitori e associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se vorrete potrete fare una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso: 351 1755 340. Specificate il vostro nome e cognome ed il vostro comune di residenza. Era la nostra ultima notizia, ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.